ovvio che ha scassinato, l'hanno preso domenica notte, hanno fatto 2 accertamenti, hanno riconosciuto chi era e dopo lo hanno rilasciato. Cosa è successo? Guardate qua voi, ho messo una blindatura per impedire che faccia di nuovo furti e danni. Comunque questo è il risultato. Naturalmente, come precedentemente, non ha preso niente, però ha fatto danni. A meno di una settimana, nuovo colpo all'autolavaggio di Simone Marchiori a Mogliano. Le immagini delle telecamere immortalano il ladro in azione, felpa chiara, cappuccia a coprire il volto. Eccolo in basso a sinistra mentre forza il retro delle casse per il self-service. L'orologio segna le 22:09. Come accaduto la settimana scorsa, anche stavolta il malvivente se n'è andato a mani vuote, ingenti invece i danni al dispositivo. Adesso io devo chiamare i fabbri, aggiustare la portiera e Per l'ennesima per volta. l'ennesima volta più uno, perché è già la quarta volta. Il gestore è convinto che si tratti dell'uomo che aveva colpito in altri autolavaggi a Casiere Casale, rintracciato dalle forze dell'ordine e tornato in libertà. Per queste piccole cose non possiamo trattenerlo più di 24 ore e dopo lo rilasciano. Oltre ai danni resta l'esasperazione, il timore di sentirsi continuamente esposti al rischio di nuovi furti. Cosa devo fare? Dormire qua la notte e aspettarlo che arrivi nuovamente? Cosa devo fare? Niente, se devo vendere l'attività, cosa devo fare? Per lasciare che ogni giorno, l'indomani non so se potrò lavorare.